col sindaco adesso sul PCB per chiuderla, perché è già un po' che se ne parla, ma come soluzione abbiamo offerto una costituzione di una task force europea che vada a indagare bene sui fatti, e poi soprattutto il comune di Brescia, a nostro avviso, dovrebbe andare a prendere i dirigenti di questa azienda, se possibile, e anche i vari azionisti che spadroneggiavano in città fino a qualche tempo fa, andare a tirargli le orecchie e vedere cosa hanno combinato, perché insomma la cosa sembra che sia grave. Dopodiché il discorso anche dei rifiuti, è vero che Brescia ne produce, ne brucia, però anche che se uno si fa un po' in giri un po' in Italia si rende conto che la realtà da altre parti è peggio che da noi. Dopo bisogna dire chi vuole il termoutilizzatore, chi non lo vuole. Io sinceramente sono anche favorevole se però viene utilizzato per bruciare i rifiuti bresciani e non magari, come spesso si diceva, rifiuti di altre province, perché comunque è vero che può portare reddito ai cittadini, però dalle bollette che arrivano di A2A sinceramente non ho visto grandi benefici, soprattutto negli ultimi anni, quando A2A si è scorporata da SM, e sinceramente vedo che sono più costi che benefici. Dopodiché dovremmo educare un po' anche i cittadini che se hanno dei cassonetti fuori casa, se c'è quello della carta, c'è quello della plastica, c'è quello del vetro, utilizzarli, perché è inutile andare sempre a prendercelo con chi iniziamo noi a essere i primi a darci da fare. Come se non ci arriva la cooperativa a tagliare l'erba nel parchetto pubblico, dove magari ci sono gli spacciatori, andiamo noi a pulire il parchetto come abbiamo fatto noi di Forza Nuova fuori dalla nostra sede, ci siamo puliti noi il parco e siamo tutti felici e contenti.